Truffe in aumento ovunque, province di Venezia e Padova bersagliate dai furti in casa, Belluno Isola Felice e Treviso tra luci e ombre con un deciso aumento di predoni. Tra ladri di appartamento, borseggiatori ma anche rapine e truffe, il Veneto esce con un quadro negativo dall'inchiesta sulla sicurezza del Sole 24 Ore che analizza il numero di reati. A Venezia si registra un aumento di furti in casa e una vera e propria impennata di borseggi che la colloca addirittura al quinto posto tra le province italiane, subito dopo Milano e Torino. Io abito qui in centro, non è molto simpatico passeggiare la sera o la notte, specialmente per le persone più deboli, tipo gli anziani o le signore. Intanto i cittadini alzano la voce e chiedono alla prossima giunta di mettere tra le priorità proprio la sicurezza. Purtroppo sono primati che ci rattristano ma non ci sorprendono. È nota la raccolta di firme che consegniamo al sindaco Orsoni a suo tempo, circa 8.000. Quindi i dati, anche se sono piuttosto tristi, purtroppo ci sono noti. A Padova crescono addirittura del 18% i raid dei ladri nelle abitazioni e la città del Santo sale al 34° posto di questa classifica poco lusinghiera. Io sono stato derubato in casa dai ladri, ci hanno portato via tutto l'oro che c'era. E la sicurezza qual è stata? Ho fatto la denuncia, niente, non è successo niente. Una settimana dopo vanno a depredare in casa di un altro, lo stesso edificio. 3 edifici nel giro di 15 giorni devastati da questi ladri. Il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, osserva che i predoni non conoscono differenze tra centro e periferia e propone ai sindaci dei comuni limitrofi di creare una rete di polizia intercomunale della Grande Padova che si occupi di controllo del territorio, sgombero di locali occupati abusivamente, lotta alla criminalità e all'immigrazione clandestina. Treviso, che si può considerare un'isola felice per borseggi e rapine, che aumentano ma lasciano comunque il capoluogo della Marca tra le ultime posizioni, soffre però dell'aumento di furti in casa cresciuti quasi del 10%. Mega porta via l'anello di mio marito. Un ricordo. E poi altre cose, signora? Un altro anello e una catenina mia. E questo lo avevo indosso, non mi ha portato. Quanto a Belluno si può considerare in pratica l'unica provincia veneta che si salva, per il numero di rapine ad esempio, occupa la posizione numero 106, l'ultima della classifica.